Allora, Michele Sodano qui a San Leone oggi con la raccolta delle firme pro Palestina. Ecco, di cosa si tratta? Sì, spieghiamo bene. Istituto di Democrazia Diretta, 50.000 persone che raccolgono le firme in tutta Italia per depositare una legge in Parlamento. Lo stiamo facendo con l'associazione Schierarsi. Chiediamo che lo Stato italiano riconosca lo Stato di Palestina, perché ad oggi l'Italia, a differenza di tantissime altre nazioni del mondo, lo sta facendo la Spagna, lo sta facendo l'Inghilterra, l'ha già fatto la Svezia, non riconosce lo Stato palestinese. Allora crediamo sia un primo principale diritto riconoscere ai palestinesi una nazione per cercare di limitare l'escalation, di difendere i diritti di questo popolo massacrato. Ci sono 45.000 morti tra civili, donne e bambini. Ovviamente gli attacchi di Hamas sono più che condannati, ma ciò non possono giustificare le azioni belliche dello Stato israeliano che si sta vendicando in maniera atroce nei confronti della popolazione palestinese. È un piccolo gesto, questo è già il 6º banchetto, abbiamo raccolto 500 firme da Agrigento, quindi ringraziamo la popolazione comunque sensibile nei confronti della tragedia palestinese e non possiamo tirarci indietro di fronte all'enorme sofferenza dei nostri fratelli palestinesi, sperando ovviamente che ci sia un equilibrio di pace tra tutte queste nazioni e in Medio Oriente.